Due comunità raccolte insieme per l'ultimo addio oggi al cimitero di Pove del Grappa a Dorina, la madre 38enne dei due bambini assassinata dal proprio marito Gzim Alla, 51enne operaio, ancora domenica 18 aprile scorso. La quarantena dei parenti provenienti dall'Albania ha spostato ad oggi la data del funerale. Presenti due imam, uno arrivato da Ravenna e l'altro Kamel Ayaki, imam della comunità islamica del Veneto. Nelle sue parole il ringraziamento alla comunità di Pove che ha saputo accogliere la famiglia straniera, il richiamo a quest'ultimo periodo di Ramadan con giorni dedicati al perdono. Forte anche l'accento che l'imam ha posto sull'amore come antidoto contro la violenza, un piccolo seme che deve crescere, ha detto, all'interno della famiglia. E ha concluso: Dorina ci lascia in consegna questo messaggio: amatevi, amatevi, perché questo permetterà di superare conflitti e difficoltà. Un saluto è stato portato anche dalla comunità islamica La Pace di Cassola. La cerimonia è proseguita ulteriormente interdetta alle telecamere perché in presenza dei due figli della coppia che sono già tornati a scuola con un percorso mirato di accoglienza dedicato a loro e ai compagni di classe per un ritorno per quanto possibile alla normalità.